Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura il decesso di un imprenditore morto folgorato nella sua azienda a Mister Bianco in provincia di Catania. Salvatore Di Franco, era questo il suo nome, sarebbe deceduto urtando dei cavi elettrici con la gru su cui stava lavorando. Proseguiamo con un caso di violenza domestica nel Catanese, dove è stato arrestato un 41enne. L'uomo, tra i tanti episodi di cui si è reso protagonista, avrebbe impugnato un coltello per minacciare la sorella, che riteneva responsabile della fine della sua relazione. Restiamo a Catania, dove è stata segnalata la presenza di una donna molesta all'interno di un bar. Pare che nonostante i numerosi inviti a lasciare il locale, la signora continuasse a infastidire i clienti. Necessario dunque l'intervento della polizia, che ha ristabilito l'ordine. Si fingeva un avvocato, ma era un truffatore. È successo nel Ragusano, dove due anziane sono state ingannate. L'uomo le aveva contattate telefonicamente chiedendo loro di pagare la copertura assicurativa per un incidente che vedeva coinvolti i figli, ma che in realtà non si era mai verificato. In conclusione il meteo: per domani si prevede un cielo prevalentemente soleggiato su gran parte della regione. La protezione civile non ha diramato quindi alcuno stato di allerta. E con questo è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30. Grazie per averci seguito e buona serata.